Comunque mettiamo che la valutazione vada bene, mi pare che la risposta del Presidente del Consiglio non sia così negativa. Si parla di cifre importanti, però bisogna vederle in dettaglio. Per esempio questi fondi strutturali ci sono, li possiamo effettivamente sottrarre ad altre attività. Il problema vero però è politico. Berlusconi dice non sono venuto prima per non disturbare i lavori. Può essere anche vero, fatto sta che il Veneto si è sentito molto solo, non è sparito dalle prime pagine dei giornali subito, il problema è che all'inizio non c'è neanche andato su quelli nazionali, i primi 2 o 3 giorni ho visto un richiamo sul Corriere della Sera, ma su quegli altri non c'era praticamente nulla, è stata una sottovalutazione che secondo me ha carattere politico, è tutto il Veneto e il nord-est che è sottovalutato nella sua funzione produttiva, in quello che conta come locomotiva del paese, per cui c'è stata una sottovalutazione generale. Secondo me, non lo dico a Roberto Papetti che è una persona che conosco bene, so con che spirito lo dice, non è che i veneti siano antipatici, i veneti sono taciturni, silenziosi e molto bravi a lavorare, io non ho sentito lamentele, io ho girato pochissimo, perché ho già problemi nella mia zona, ma non quelli che hanno in altre zone come Vicenza, Padova, Verona, Treviso, ma vede, il problema è che i veneti sono abituati a rimboccarsi le maniche e a far quadrare le cose. Questo è il loro stile.